sera sull'asse Roma-Venezia, un assessore della capitale attacca il capoluogo lagunare come esempio negativo per commercio e turismo. La reazione non si fa attendere. La giovane marocchina è cresciuta nel Padovano, diventata soldatessa dell'ISIS. Secondo voci sempre più insistenti sarebbe morta, lapidata a Raqqa. Indagini per confermare il fatto. Poco prima che anche il centro Italia tornasse a tremare nella serata di ieri, una scossa di magnitudo 3.6 è stata avvertita anche sul lago di Garda. Paura, ma non si registrano danni. Un micio preso a calci da una baby gang che l'ha usato come un pallone, il cucciolo non è sopravvissuto, rabbia, Bassano del Grappa. Weekend da bollino rosso con i vacanzieri verso mare e montagna, già code e rallentamenti. Ieri sera gravi incidenti in A4 a Grisignano, 3 feriti gravi. Lo sfogo del procuratore di Treviso Michele Dalla Costa, l'organico della procura è Lumicino, i tempi delle indagini, compresa quella su Veneto Banca, sono destinati ad allungarsi. Dopo l'inchiesta sui fatti di Refrontolo, le proloco di tutto il Veneto in marcia su Venezia per chiedere tutela governativa per il mondo del volontariato. Ha cambiato sede il party per scambisti previsto per stasera a Macerata. Dopo le polemiche delle ultime settimane, l'evento si terrà nel Veneziano, a Musile di Piave. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre tornando a parlare di Venezia, che torna nel mirino, diciamo, delle polemiche, del dibattito anche fuori dai confini del Veneto. Ad accendere la nuova polemica è infatti un assessore di Roma della giunta capitolina di Virginia Raggi, che introducendo una nuova disposizione in termini di decoro per la capitale cita Venezia come un esempio da non seguire sia sul fronte del commercio che della gestione dei turisti. Parole molto pesanti e la reazione non si fa attendere in queste ore. Vogliamo diventare come Venezia, dove non c'è più nessuno in centro nei negozi di qualità. A citare la laguna come esempio negativo è l'assessore al turismo del Comune di Roma Adriano Meloni, alla vigilia dell'introduzione di un nuovo provvedimento sul decoro urbano della capitale. Pacata la risposta della sua omologa veneziana Paola Marr, che evita pietosamente di ricordare come Roma sia proverbiale in tutto il pianeta per la mancanza di pulizia, l'abusivismo fuori controllo e i servizi pubblici da terzo mondo. Credo che sia stata una dichiarazione incauta. Siamo una città viva e io consiglierei al mio collega di venirmi a trovare per vedere magari di adottare qualche soluzione anche a Roma di quelle che abbiamo già preso qui a Venezia. Potrebbero ispirarsi al nostro modello, suggerisce serenamente la Marr, se non altro per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che in centro storico ci sta dando grandi soddisfazioni. Quanto alle continue segnalazioni da parte dei veneziani di comportamenti incivili, osceni e pericolosi messi in atto dai turisti, l'assessore invita a non drammatizzare. I casi sono qualche decina, rileva, a fronte di 25 milioni di visitatori che ogni anno arrivano in città e non vanno demonizzati per le azioni di pochi maleducati. È chiaro che non si può militarizzare la città, però dal 1° di agosto dovrebbero essere in servizio altri 100 vigili e per chi si comporta in maniera scorretta in città, che è un'esigua minoranza chiaramente, però saremo assolutamente inflessibili. L'ordine che deve partire è tolleranza zero. Ora la cronaca con, ricorderete, la vicenda di Meriem, la giovane marocchina cresciuta ad Arzergrande nel Padovano e che poi ha scelto di diventare una foreign fighter, una soldatessa dell'ISIS, del califfato. Ebbene, secondo voci sempre più insistenti, sarebbe morta lapidata a Raqqa per adulterio, ma ci sono indagini per confermare questo fatto. Dall'Italia era fuggita 2 anni fa, a fine luglio 2015, e la sua morte sembra ormai quasi certa. Meriem Rehaï, di 21 anni, origine marocchina ma residente ad Arzergrande, sarebbe stata lapidata a Raqqa dalla polizia religiosa per adulterio. Il processo contro la giovane donna, accusata dalla Procura di Venezia di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, si aprirà in ogni caso il 19 settembre. A sospettare che questa sia la tragica fine della donna sarebbero gli stessi uomini del ROS, che stanno cercando
cercando le prove muovendosi in un terreno difficile. La prima notizia della possibile morte della donna era arrivata un anno fa dal reportage di un cronista del giornale che ha raccolto l'informazione di una giovane italiana mai rientrata nella Casa Nera, una residenza per straniere che durante l'avanzata curda si erano arrese. Tra di loro Mariam, e proprio lei sarebbe la donna che secondo il racconto una notte non avrebbe più fatto rientro, uscita per incontrare un uomo, punita con la morte dalla polizia religiosa, l'ipotesi che trova maggiore riscontro, nonostante, sempre secondo i racconti, lei stessa per avere risparmiata la vita avesse confessato il peccato di adulterio. Chi chiede di conoscere la sorte di Mariam e la famiglia, che nonostante un silenzio che dura da mesi spera ancora di riabbracciarla. Ed ora le scosse di terremoto, le scosse di 3.6 della scala, magnitudo 3.6 della scala Richter, che hanno scatenato il panico nella zona del Garda, siamo in provincia di Verona, seguite poi da scosse più forti nel centro Italia. Poco prima che anche il centro Italia tornasse a tremare, nella serata di ieri una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata avvertita anche sul lago di Garda, a 4 km dalla località di San Zeno di Montagna, in provincia di Verona. La scossa alle 19.03 ha una profondità di circa 4 km ed è stata avvertita anche nel capoluogo, in particolare ai piani superiori degli edifici più alti. Fortunatamente non risultano danni a persone o cose. Scossa che ha preceduto di circa 8 ore quella registrata alle 4.13 di questa mattina tra le province di L'Aquila, Rieti e Teramo. 4.2 è il grado di magnitudo secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 14 km di profondità, epicentro a 8 km da Amatrice. Per la paura, anche se dal devastante terremoto del 24 agosto scorso le scosse purtroppo continuano a susseguirsi, in diversi sono scesi in strada, ma anche in questo caso la Protezione Civile ha rassicurato che non si sono registrati né feriti né nuovi danni. E ora a Mestre, dove ieri sera è scattato l'allarme bomba per una valigia abbandonata nelle vicinanze del nuovo parcheggio multipiano adiacente alla stazione di Mestre. A poche settimane dall'incidente nel sottopasso ferroviario che ha coinvolto sia pur lievemente un lagunare e fatto alzare il livello di allerta in città, venerdì sera un nuovo allarme bomba è scattato in stazione a Mestre. È stata la segnalazione di una valigia sospetta trovata attorno alle 21 nelle vicinanze del nuovo parcheggio multipiano in via Trento a far convergere in zona polizia, vigili del fuoco e artificieri. Il traffico è stato interdetto, la linea 10 della CTV deviata su via Piave ed è stato vietato l'utilizzo del binario 1 della stazione verso Treviso. Il piano d'allerta ha causato anche la chiusura dell'uscita pedonale della stazione. Pare che a destare allarme siano stati dei cavi o qualcosa di simile visti fuoriuscire dal trolley, ma che gli accertamenti hanno poi classificato come elastici. Il robot degli artificieri ha esaminato la valigia che successivamente con 2 microesplosioni è stata aperta. All'interno non c'era alcunché e l'allarme bomba è rientrato. Disagi a quell'ora per viaggiatori e pendolari costretti a lunghe attese prima di poter recuperare il proprio mezzo di locomozione. Ancora la cronaca, non contribuiscono alle spese della casa e così un romeno aggredisce 2 connazionali ferendoli con un coltello. È accaduto a Rosolina Mare, siamo nel Rodigino, dove l'aggressore, 38 anni, è stato denunciato per lesioni personali gravi dai carabinieri, mentre i 2 feriti di 30 e 33 anni, colpiti in maniera non grave, sono stati medicati in ospedale dimessi con una prognosi di 20 giorni. I militari intervenuti dopo una segnalazione hanno riscontrato nella casa dove vivono i 5 romeni macchie di sangue sia all'interno sia sul pianerottolo. Ascoltando i testimoni, i carabinieri hanno appurato che dopo un acceso diverbio era nata una violenta lite tra 3 e 4 connazionali per il pagamento delle spese di casa. Ed ora l'indignazione e la rabbia a Bassano del Grappa per questo atto crudele di un gruppetto di ragazzini, una baby gang che ha usato un povero micio, un piccolo micio come un pallone e ovviamente uccidendolo. Frugolino non ce l'ha fatta, il micio era stato usato come palla da calcio da un gruppetto di bulli. Il gattino è stato recuperato pochi giorni fa da un uomo di passaggio a Bassano del Grappa che ha notato la scena con l'animale che veniva lanciato da una parte all'altra del cortile a suon di calci, una tortura interrotta dall'uomo che lo ha portato a casa a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. A quel punto l'uomo ha chiesto l'intervento dell'ENPA di Bassano e lo ha affidato alle loro cure. Frugolino sembrava stare bene, non aveva traumi visibili e l'uomo non avrebbe fatto menzione subito a quei calci.
Il secondo giorno l'animale ha però cominciato a camminare male e in preda a crisi epilettiche e convulsioni è morto. Troppo gravi, secondo il veterinario, i danni cerebrali subiti per i calci. Un episodio che ha lasciato basiti gli attivisti EMPA, che hanno deciso di rendere pubblico l'accaduto, invitando tutti a segnalare con video e fotografie scene di questo tipo, così da permettere l'intervento delle forze dell'ordine. Toccherà ora agli investigatori tentare di identificare la baby gang. Le pene, in caso di maltrattamento ad animali, vanno dai 3 agli 8 mesi e le multe possono arrivare fino ai 30.000 euro. Allora parliamo di giustizia. Da tempo la Procura di Treviso lamenta carenza di organico. Ieri il procuratore di Treviso, Michele Dalla Costa, è tornato a parlare di questo con un forte sfogo, parlando di organici ridotti ormai all'osso e di inchieste, compresa quella molto importante su Veneto Banca, destinata ad allungarsi. Non c'è la volontà di far funzionare il sistema giustizia. Nuovo grido d'aiuto della Procura della Repubblica di Treviso al Ministero, organico all'osso, tempi delle indagini rallentati, una missiva del procuratore Michele Dalla Costa a maggio, una seconda ieri che si è incrociata beffa delle beffe con una lettera da Roma che annunciava l'ennesimo trasferimento. Se tra i magistrati un terzo dei posti attualmente scoperto, anche tra gli amministrativi è emergenza. 50 i posti previsti, 35 quelli coperti, un numero destinato a calare ancora. Senta, com'è la situazione, come la definirebbe? Pesante, nel senso che, come ho sempre detto, noi faremo quello che siamo in grado di fare. Sicuramente questo comporterà un rallentamento e anche una demotivazione nella gente che lavora all'interno degli uffici, questo è inevitabile e di questo la gente deve essere, secondo me, perfettamente consapevole. Più i cittadini chiedono giustizia e più lo Stato centrale taglia risorse a chi dovrebbe garantirla. Il magistrato promesso per dar manforte alla Procura nell'inchiesta Veneto Banca ancora non si è visto. Finora di magistrati non abbiamo ancora nessuno, il magistrato se ne occupa, è stato parzialmente esonerato dal carico di lavoro ordinario, abbiamo per fortuna una buona collaborazione del comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha dato dei militari in grado di aiutare il magistrato a valutare le denunce che sono pervenute, e quindi noi facciamo quello che possiamo fare. Noi andiamo avanti, prosegue Dalla Costa, la Procura è come il pronto soccorso, curiamo tutti, ma i tempi in cui questo può avvenire sono sempre più un'incognita. Nel frattempo, rincara, il Parlamento sforna leggi senza preoccuparsi dell'apparato che deve applicarle. È scoraggiato dopo questi anni di carriera? Che idea si è fatto? Beh, scoraggiato no, un po' avvilito sì, perché ho visto che tutto sommato le cose sono andate peggiorando nel tempo. Allora parliamo di traffico e di incidenti. Il primo spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri sera a Cortina. Vedete la foto dei vigili del fuoco in località Colla, Cortina d'Ampezzo, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per un ribaltamento di una Seat Leon, ribaltamento autonomo. L'auto si è ribaltata da sola dopo essere uscita, aver perso di fatto il controllo del mezzo. E più grave però invece l'incidente è avvenuto qualche ora dopo, nella notte, in A4 a Grisignano di Zoco, all'altezza di Grisignano di Zoco, con 3 feriti gravi appunto in autostrada. Allora, ci parla di questo incidente Vanessa Vanzato in diretta telefonica per noi. Vanessa. Sì, buongiorno. Scontro tra 2 auto, uno dei mezzi è finito capovolto, 3 i feriti di cui uno in maniera grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo la scorsa mezzanotte all'altezza del casello autostradale di Grisignano lungo l'A4. Al vaglio della polizia stradale le cause del sinistro, che ha visto coinvolte una Volkswagen Passat e una Ford Mustang. Proprio la Passat, a causa dell'urto violento, è finita a ruota all'aria. Fortunatamente il conducente e i 2 passeggeri, seppur feriti, sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e sono stati trasportati al pronto soccorso del San Bortolo. Illeso l'uomo al volante della Ford, sul posto anche i pompieri di Vicenza, che hanno lavorato per più di un'ora per mettere in sicurezza il mezzo. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Una buona giornata. Grazie, buon lavoro a Vanessa Banzato. E poi sul tema del traffico ci sono le code e rallentamenti di queste ore, perché lo sapevamo è un weekend da bollino rosso e le previsioni vengono confermate.
C'è il traffico dei pendolari e c'è quello di chi da oggi inizia le proprie vacanze. Code chilometriche sulle strade verso il mare nel primo weekend a bollino rosso di questa estate. Sin dalle prime ore della mattinata si sono registrati incolonnamenti lungo le strade che portano nelle principali località balneari del litorale veneziano. I disagi maggiori, manco a dirlo, sulla A4, dove Autovie Venete ha segnalato 9 km di coda tra Porto Gruaro e San Giorgio, e in tangenziale a Mestre in direzione Trieste. Si procede a Passo Duomo e caselli di San Donà e Latisana, così come a Jesolo e a Bibione. Il traffico potrebbe rallentare nelle ore serali e nelle prime ore di domenica, mentre le previsioni per lunedì prossimo indicano ancora circolazione sostenuta in direzione est. Weekend bollente anche dal punto di vista meteorologico, la calura annunciata non darà tregua fino a lunedì, con temperature previste fino a 35 gradi e tassi di umidità elevati che aumenteranno la percezione del disagio. E ora torniamo a parlare del caso Refronto. Lo ricorderete, dopo la tragedia di 3 anni fa, l'inchiesta e il presidente della Proloco di Refrontolo sotto inchiesta con accuse molto pesanti. Da quel momento è iniziata una vera e propria reazione da parte delle Proloco, non solo del posto ma anche di tutto il Veneto, uno sciopero delle Proloco della zona della Marca Trevigiana, ma non solo, è una raccolta di firme che sono arrivate a 7.000 e che adesso le Proloco consegneranno a Luca Zaia in agosto in una marcia vera e propria a Venezia. L'8 agosto e le 500 Proloco di tutto il Veneto in marcia su Venezia per chiedere al presidente Zaia di farsi promotore di una legge ad hoc che tuteli il mondo del volontariato. Marcia che culminerà con la consegna allo stesso governatore delle oltre 7.000 firme raccolte ad oggi, che hanno già siglato il manifesto solidale con cui si chiede la predetta legge. Così, dopo i tragici fatti di Refrontolo di 3 anni fa, con la Proloco di Refrontolo appunto, sulla quale grava una causa di 2,5 milioni di euro, e con il suo presidente Walter Scapol accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, e per questo a settembre dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari. Noi vogliamo chiedere al governo e al Parlamento che venga fatta una normativa specifica per le manifestazioni temporanee, non che si applichino le normative delle discoteche o dei grandi eventi alla Vasco Rossi eccetera, e così via. E che è giusto ovviamente, ma bisogna anche fare quelle specifiche. Martedì 8 agosto il corteo partirà dal mattino presto dalla stazione di Venezia. Noi faremo una marcia silenziosa fino dalle 9 fino ovviamente alle 10, e poi abbiamo l'appuntamento con il Presidente della Regione per consegnare queste nostre firme, questa nostra petizione, perché sia nostro portavoce. Nella giustizia italiana non esiste il buon senso, cioè ormai la disgrazia non esiste più e ci deve essere sempre un responsabile. Torniamo alla cronaca. Rispondeva ad annunci sul web spacciandosi per colf, e ora una 47enne di Padova deve rispondere di furti in appartamento. Chi ha accettato l'opera di quella sedicente colf che tramite internet si offriva per le pulizie di casa sicuramente non sospettava che la signora potesse anche ripulire gli appartamenti secondo l'idioma gergale che intende l'appropriazione indebita di beni altrui. Al momento alla donna, una 47enne padovana, vengono contestati 2 furti per migliaia di euro messi a segno in città e in provincia, ma le indagini della procura si stanno estendendo anche al Veronese, alla Lombardia e all'Emilia Romagna. Dall'aspetto e dai modi affabili, la signora era evidentemente in grado di conquistare in breve tempo la fiducia dei clienti, tanto da riuscire a rimanere sola in casa e poter agire indisturbata. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi parleremo del Piave, il fiume sacro alla patria, ma parleremo anche del Party Hot di Macerata, che non sarà più a Macerata. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla Marca Trevigiana. No al restauro del ponte della Priula così come è stato concepito e progettato. La battaglia appello del Comitato Imprenditori Piave 2000, ma anche l'allarme per un fiume mai curato negli anni. Questo ponte monumentale, signori miei, questo ponte ha più di 100 anni, ricorda la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Il restauro del ponte della Priula non sa da fare, così come è stato progettato. Dio ti salvi Perino osserva il cantiere e una volta di più sbotta contro quei lavori inaugurati in pompa magna solo qualche settimana fa.
Ogni giorno emergono reperti del vecchio ponte in legno e pezzi storici del manufatto che rischiano di essere persi per sempre. Perché restano solo la base delle pile, qui 4 metri dalla base delle pile, e resta l'apertura dell'arco del ponte, viene spazzato via tutto, le ringhiere spazzato via tutto. Sui lavori inoltre pesa la bonifica bellica, solo qualche giorno fa lo stop per il ritrovamento di un ordigno. Questa fase andava fatta prima del cantiere Tuona Perin, ma per il presidente del comitato imprenditori Piave 2000, paladino da sempre della cura del fiume sacro alla patria e dei suoi simboli, non è solo un problema di beni culturali da difendere. Perché se viene giù una piccola brentana, sta strada qua viene spazzata via, il ponte Bali, anche se non è alto, almeno come gli argini, qua sono 6 metri di altezza di argini. Un nuovo ponte, dice, può essere fatto a circa 1 chilometro più a valle della ferrovia con un costo pari alla gara d'appalto o forse meno. È un fiume in piena, Perin, è proprio il caso di dirlo visto il tema, e il problema è lo stesso che viene sollecitato da anni senza risposte nonostante pubblicazioni a cura dello stesso comitato con studi di tecnici e ingegneri. Del Piave, accusa Perin, nessuno si preoccupa da decenni. Ma a Vicenza che c'è un sindaco con le palle variati, Zaia è andato 2 volte a inaugurare i serbatoi di eliminazione di Caldogno. La situazione attuale del Piave è come il 66 per le dighe. Qui purtroppo abbiamo i sindaci, mi scusi il termine, senza le palle, perché se fossero come variati avremmo già il serbatoio di eliminazione. Un allarme tanto forte che lo stesso Perin ha deciso di spostare la sua storica fabbrica di gruppi elettrogeni a Pederobba, lontana da quegli argini di un fiume che fa paura. Oggi col fiume inghiaiato e pieno di piante fuori legge basta il 50% della piena 66 perché il Piave esca da Colfosco a Nervesa. La prima fabbrica che sarebbe investita sarebbe la mia a Colfosco. Restiamo nel Trevigiano, a Macerata. Ha cambiato sede il party per scambisti previsto per stasera a Macerata, si terrà stavolta a Musile di Piave nel Veneziano. Troppo clamore, troppe malelingue. Il sexy party in stile hawaiano previsto per stasera a Villamonti, a Barago di Macerata, non si terrà, ma i ben pensanti non credano di averla avuta vinta. Non è stato annullato, solo trasferito di sede. Si svolgerà, senz'altro con maggiore discrezione, in un locale, chiamiamolo del settore, quello degli scambisti, nel Veneziano, a Musile di Piave. Inalterato il programma della serata, con tanto di schiuma party e giochi sexy nel parco naturista. A darne notizia gli organizzatori, firmati Vento di Passione, che dunque tirano dritto su un evento che nei giorni scorsi, quando era diventato di dominio pubblico, aveva attirato gli strali della gente del paese, preoccupata evidentemente per i personaggi che potevano riversarsi nel piccolo centro e che forse pubblico lo era improvvisamente diventato ad arte quando un anonimo ha avvisato i media proprio per ottenere questo risultato finale. Il trasferimento in altra sede dell'evento, che a qualcuno potrebbe fare comodo, visto anche il numero di affezionati del genere. Il mondo dello scambismo in Veneto coinvolge, secondo i bene informati, circa 20.000 persone. Siamo in chiusura e vi ricordo questa sera l'appuntamento di 20 e 10, il consueto approfondimento dei nostri telegiornali subito dopo il telegiornale di Treviso. Ed è davvero tutto per questa prima edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'alta pressione Caronte infuoca l'Italia, sole splendente dunque anche sulle nostre regioni, saranno rare le precipitazioni, vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo e tanto sole, cieli completamente sereni o solo qualche nube innocua sulle Alpi più a nord. Temperature massime previste tra i 29 e i 36 gradi, valori minimi attesi tra i 20 e i 23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Splendida giornata soleggiata e stabile su tutta la regione, cieli anche in questo caso che saranno completamente sereni ovunque. Temperature massime previste tra i 30 e i 33 gradi, valori minimi attesi intorno ai 21-23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, locali temporali pomeridiani sui settori alpini di confine, sole e bel tempo altrove. Le temperature sono previste in leggero aumento con massime tra i 32 e i 34 gradi, valori minimi sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso e venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.